Pace a voi, buongiorno, buona domenica. Questa mattina siamo consapevoli che è un momento di gioia, un momento di raccolta, un momento di unione. Siamo tutti qui con lo stesso obiettivo. Okay? È importante, non è comune, non è una cosa che succede così normalmente. Questa mattina vi volevo solo leggere un breve passo che è in Giovanni quando parla della risurrezione di Lazzaro. Voi sapete, Gesù arriva dopo che Lazzaro è già morto e sembra che non ci sia più niente da fare, finché appunto Gesù arriva e chiede che tolgano la pietra dal sepolcro di Lazzaro. E dal verso 41 dice Giovanni 11: tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Gesù chiama per nome. Ha chiamato Lazzaro per nome, ha chiamato Maddalena dopo la sua morte per nome, ha chiamato Zaccheo dall'albero. Dio ti chiama per nome questa mattina, il tuo nome. È una cosa che a me commuove personalmente, che Lui, che è l'Eterno al di sopra di ogni nome, conosca il mio nome e mi chiami per nome. Questa mattina ascolta, Dio ti chiama per nome. Ognuno ha un motivo per cui Dio lo chiamerà per nome, ma teniamo come preziosa questa consapevolezza che Dio, che Gesù, nella persona di Gesù, conosce il nostro nome e che al tempo stesso anche il nome di Gesù è al di sopra di ogni nome, l'importanza del nome, dell'identità. Quindi questa mattina gioiamo nella consapevolezza che Gesù ci chiama per nome. Okay? E lodiamo e benediciamo il suo nome. Amen. Amen. Vai tu. Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio chiediamo, e come ai tempi di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame, però noi siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signor. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo, e come re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi e ancor gridiamo, venite intorno al Signor. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà.
Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Alleluia, grazie Signore. Alleluia, Signore, ringraziamo Signore, grazie. Alleluia. Padre, questa mattina voglio ringraziarti perché ti sei fatto conoscere, ringraziarti perché sei mio Padre, colui al quale posso andare in qualsiasi momento. Grazie perché sei la mia pace, il mio riposo. Padre, questa mattina in particolare ti chiedo veramente di farmi riposare in te, di farmi essere serena e tranquilla in te e veramente di guidare questo culto, che il tuo Santo Spirito possa scendere. La tua presenza è già qui, Padre. Gloria al tuo nome. Apri i nostri occhi, apri il nostro cuore a te. Vogliamo vederti splendere, vogliamo veder splendere la tua gloria a Marostica, in Italia, in tutto il mondo, Padre. Spandi il tuo Spirito. Alleluia, nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore. Alleluia. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti. Voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo.
nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Tutti insieme diciamolo: Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. alleluia. Gloria a Dio. Santo, Santo, Grazie Signore. Abbiamo la libertà, Signore, questa mattina di lodarti e benedirti, Signore. lodiamo Grazie, il tuo nome, Signore. gloria a te, Padre. Io ho dato la mia vita per te, ma l'ho data veramente, e io veramente sono venuto a trovarti e ti ho offerto la salvezza che viene da me, non da quello che fai, però puoi chiedermi il sostegno che ti serve nel cammino verso di me. Io sono già venuto verso di te, tu devi seguirmi, camminare con me e chiedermi di aumentare la tua fede. Gesù, grazie. Mille generazioni in ginocchio ad adorare cantano il canto dell'agnello, e chi ci ha preceduto e chiunque crederà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa, canta gli angeli. Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo, Santo per sempre. Sei stato perdonato, hai ricevuto redenzione. Cantiamo insieme il canto dell'agnello. Sei stato
stato liberato e porti il nome suo. Cantiamo insieme il canto dell'agnello. Lo canterai per sempre, amen. Canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, santo, cantiamo al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa, il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono e potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni nome. Canti agli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, santo, cantiamo al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre resterai, santo, santo per sempre. Santo sei. Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Perché tu sei il Santo, Signore. Innalziamolo, fratelli, lodiamolo. Abbiamo la libertà. C'è chi non può farlo. Approfittiamo per innalzare il suo nome, per lodare il suo nome. Amen. Alza una preghiera, una lode, un ringraziamento. Alleluia. Grazie. Grazie per la potenza del tuo Spirito Santo.
Padre, questa mattina voglio pregarti anche per Eleonora. Metti la tua mano potente su di lei, fa che possa essere completamente guarita e aiutala con la circolazione, con tutto quello che ha. Ti prego veramente di ristabilirla completamente. Lei è un miracolo nelle tue mani e noi sappiamo che la porti avanti ogni giorno e la sostieni. Sostieni anche Giulia e Gildo. Veramente, Padre, te ne prego nel nome di Gesù. Amen. Fratelli e sorelle, ascoltiamo il prossimo canto e veramente mettiamoci con un'attitudine davanti al Signore di ricevere da Lui con un cuore completamente aperto. Se hai una difficoltà, se hai un bisogno, una necessità, questo è il giorno che il Signore tocca il tuo cuore e ti può liberare completamente. Alleluia a te, Signore. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita,
vita, Signore. Alleluia. Sì, Signore. Grazie, Signore. Togli su di noi la pietra di pigrizia, di distrazione, affinché possiamo sentire il motivo per cui ci hai chiamati, affinché non siamo, Signore, dei stagnati, ma per vivere quello per cui ci hai chiamati, Signore. Per far vivere il tuo spirito, la potenza del tuo spirito, Signore. Perché tu sei un Dio vivente, non un Dio stagnato, Signore. Per essere dei figli stagnati, dei figli addormentati, distratti, Signore. Oh Dio di gloria, slegaci da dove siamo. Slegaci, Signore. Toccaci, slega la nostra lingua, la nostra mente, il nostro essere, il nostro spirito che non sappiamo neanche che ce l'abbiamo, oh Signore. Invece quando ci hai salvati, hai fatto timore in noi, ma non per addormentarti, Signore, per vivere, Signore, per manifestare la tua gloria, la gloria del tuo regno qui sulla terra. Oh Dio di gloria, svegliaci, svegliaci, Padre, toccaci, fai sentire la tua presenza quando ci raduniamo, non quando siamo qua, Signore, quando ci raduniamo, anche quando non siamo qua, Signore. Fa sentire che ci hai chiamati, siamo i tuoi figli, Signore. Anche tra di noi fratelli, che la nostra lingua sia una lingua che dà vita, che dà amore, che fa sentire il tuo amore, Signore. Per far sentirci che siamo del tuo regno, ma non del mondo, Padre. Oh Dio di gloria, che questa pietra, Signore, sia smosso. Dio mio, aiutaci, insegnaci ad avere intimità con te, Signore. Perché senza intimità con te, Signore, sentire le voci a destra e a sinistra, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Non possiamo capire cosa vuoi da noi e cosa vogliamo da te. Invece l'intimità ci fa capire quello che possiamo essere, quello che dobbiamo essere come i tuoi figli, Signore. Oh Dio di gloria, aiutaci a arrivare a quel livello, a non stagnare, a guardare le distrazioni, Signore. Oh Dio di gloria, che il tuo sacrificio non sia vano, Padre. Padre, chiamaci per nome, facci sentire che ci stai chiamando. Perché quando hai chiamato Maddalena, subito hai riconosciuto, Maestro. Sì, Signore, facci sentire la tua voce, che sei te che ci chiami. Grazie, Signore. Grazie, perché sei Dio vivente, il Dio che tocca, il Dio che parla, il Dio che sveglia, Signore. Il risveglio spirituale che si faccia, Signore. Oh Dio di gloria, facci sentire la tua voce nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Vi inviterei a rimanere un attimo ancora in piedi, giusto per aprire. Abbiamo questa consuetudine ultimamente. Benvenuto a tutti, benvenuto se sei qui per le prime volte. E per quanti sono credenti, perché siamo qui? Perché sei qui oggi? Sei qui per ringraziare il Signore. Perché quali sono i motivi per i quali devi ringraziare il Signore? Perché ti ha chiamato, vorrei ricordarli brevemente, perché ti ha tirato fuori dal mondo dove vivevi, spesso e volentieri ci ha tirato fuori dal peccato più profondo e ci ha dato una nuova vita, ci ha dato un nuovo nome, ci ha ricreati, ci ha rigenerati e oggi siamo qui per ringraziarlo, per benedirlo. Amen. Vorrei dirvi tante cose, non vorrei dimenticare niente di quello che vorrei dirvi. Purtroppo devo dare una brutta notizia, nel senso che per chi l'ha conosciuta la sorella Luisa è tornata al Signore. Per noi come credenti è una bella notizia, perché quando uno va con il Signore, però non è più qui in questa terra. Il fratello ha scritto stamattina, ha combattuto il buon combattimento e fino in ultima ha serbato alla fede. E adesso si aspetta la corona della vita.
che, dice la Scrittura, il Signore, giusto giudice, darà a tutti quanti quelli che hanno amato la sua apparizione, la sua venuta. Ecco, è nel riposo del Padre, preghiamo per i familiari, è stata per un tempo in mezzo a noi. Però non voglio rattristarvi con queste cose, non voglio farvi pensare a queste cose, ma dire oggi siamo qui, come ha pregato la sorella Georgette, per lodare e benedire il Signore. Come ha detto Silvia, il Signore ci ha chiamato per nome. Alleluia. Sapete, tante volte non sentiamo, non conosciamo la preghiera dei fratelli. Ci sono 2, 3, 4 fratelli o sorelle che solitamente pregano. Oggi vorrei invitarti, mentre canteremo magari l'ultimo cantico ancora insieme, o il penultimo canto ancora insieme, se non hai mai alzato la tua voce, come dice quel canto, fatti coraggio perché dentro di te dimora un leone e il leone non ha paura di niente. Amen. E quando sei alla presenza del Signore, ringrazialo perché sei qui, perché questa mattina ti sei svegliato, ci siamo svegliati, abbiamo dormito su un letto, abbiamo trovato l'acqua nei rubinetti per cui ci siamo lavati e fatti una doccia, abbiamo fatto colazione, abbiamo trovato qualcosa nel frigo, abbiamo avuto una macchina o un mezzo che ci ha portato fin qui, abbiamo avuto dei vestiti. Sapete, ci sono dei fratelli e delle sorelle, non ultimo avete sentito, a Napoli sono stati in mezzo a un terremoto, hanno avuto nei campi Flegrei un terremoto. Ma ci sono delle persone che da qualche anno non hanno neanche più casa, vivono in mezzo al nulla. Voi sapete cosa sta succedendo in Palestina, voi sapete cosa sta succedendo nell'Iran, voi sapete cosa sta succedendo in Ucraina, in Russia. Ringraziamo il Signore per quello che abbiamo. E come ha detto la sorella Georgette, non addormentiamoci, risvegliamoci, ringraziamo il Signore per quello che abbiamo. E che il Signore possa ancora parlarci in questa domenica, toccare i nostri cuori, benedire, perché abbiamo bisogno di Lui e della Sua presenza. Amen. Il mondo, fratelli, è veramente dominato purtroppo in tutti i sensi, in tante cose dal maligno, ma ringraziamo il Signore che abbiamo avuto la grazia di conoscerlo. Sappiamo cosa vuole da noi, sappiamo dove vuole portarci, abbiamo visto quello che ci ha dato fino adesso. Ringraziamolo. Se non è questo il posto per ringraziarlo tutti insieme, qual è, fratelli? Amen. Che il Signore ci benedica, se possiamo cantare l'ultimo cantico. L'ultimo o il penultimo? Amen. Il quarto. Bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce,
tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere, e ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei il figlio di Dio, mi fai vincere,
ringrazio tanto per il dono della vita, per la capara dello Spirito Santo, per i doni dello Spirito Santo, per questa gioia interiore di godere assieme con te davanti al Padre, per questo status così acquisito per la grazia di chiamarsi figli tuoi. Ogni volta quando noi ci emergiamo in questa dimensione di figli tuoi, che godimento interiore, che integrità della dignità di Dio nell'uomo, quanto sono contenta, Signore, di emergere sempre in questa chiamata tua, di essere all'immagine tua, di sapere chi siamo su questa terra, di poter amare tutti, avere pietà di tutti come tu hai avuto pietà di noi, di non far conto con nessuno, solo la grazia, emergere tutti in questa grazia di essere chiamati figli tuoi, all'immagine tua, con i doni dello Spirito Santo noi possiamo emergere in questo mondo avvilito, tanto deluso, dove non c'è senso più ne hai, più non godi, invece noi godiamo. Quanto sono contenta di avermi ritrovata in te, e quanto sono contenta di poter vedere ogni tuo figlio qua con i tuoi occhi pieni d'amore, pieni di compassione. Solo questo ha, solo questo vale, nessuna istruzione, niente, solo ricordarsi che siamo in te, una volta di esserci appartati da questo mondo, da questi stereotipi falsi di Babilonia, che non possiamo mai accontentarlo. Invece quando siamo in te siamo coperti. Tu ci hai trascinato con tanto amore, ci hai richiamato per nome, ci hai ricordato che siamo figli tuoi. Che godimento più grande non c'è. Questa è la tua Chiesa ben amata, lavata con il tuo sangue, le nostre mani, la nostra bocca, tutta lavata, nuovi siamo. Sono tanto orgogliosa delle chiese di Gesù Cristo su questa terra, anche se camminiamo così, strisciolando a volte, però almeno ci ricordiamo che siamo tanto amati, tanto, siamo la dignità di la pupilla dei tuoi occhi, quanto cari siamo al tuo cospetto. Io benedico tutti i sacerdoti che invocano il nome di Dio su questa terra. Io ti ringrazio per tutte le chiese dove un immigrante, dove un straniero non è mai un straniero, il tuo figlio grazie al tuo sangue. Ti ringrazio tanto per i nostri pastori, nonostante che cadono a volte, tu sei quello che li soccorre. Non c'è giudizio in noi, c'è solo amore. E sono contenta per me stessa ogni volta quando mi ricordo che sono stata al tuo cospetto di essere chiamata figlia tua. Ti ringrazio che non c'è giudizio tuo su di noi, che siamo coperti sempre dalla grazia in grazia. E nessuna cosa materiale non può darti questo godimento. Quanto mi ricordo, quanto ci hai amato. Ognuno di noi può tanto godere di solo di questo, di sapere che è amato da te. Ringrazio, Signore, per ogni giorno su questa terra italiana che ha accolto tanti stranieri e gli dà tanto, solo questo è il tuo amore. Tu ci hai aperto gli occhi, noi vediamo e udiamo, non come il mondo che non vede. Hanno di tutto, non possono godere e non possiamo giudicarli tanto una volta che noi eravamo così. Invece c'è il tuo amore, basta aprire gli occhi. E io ti ringrazio che ognuno di noi è uno strumento nelle tue mani, nelle famiglie dove non vedono quanti grazie ne hanno e noi vediamo e le apriamo le occhi. Ti ringrazio, Signore, per la tua bontà su di noi, per questo grande amore su di noi. Alleluia. In ginocchio ad adorare cantano il canto dell'agnello, e chi ci ha preceduto e chiunque crederà canterà il canto dell'agnello.
cantiamolo con tutto il nostro cuore. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Sei stato perdonato, hai ricevuto redenzione. Cantiamo insieme il canto dell'agnello. Sei stato liberato e porti il nome suo. Cantiamo insieme il canto dell'agnello. Lo canterai per sempre. Amen. Canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa. Canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme noi cantiamo, santo, cantiamo al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre resterai, santo, santo per sempre. Francesco, vieni. Vorrei chiamare il consiglio, per favore, i fratelli anziani. Francesco ha chiesto l'unzione dell'olio. Gloria al tuo nome.
Voi che siete lì, stendete le vostre mani, pregate con noi. Dio conosce ogni cosa. Alleluia, noi crediamo nell'autorità della parola di Dio. La parola ci dice: c'è qualcuno in mezzo a voi, infermo, chiami gli anziani della Chiesa ed estungendolo d'olio, la preghiera della fede salverà l'ammalato e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Quindi noi non conosciamo, non sappiamo, ma ci mettiamo in ubbidienza alla parola di Dio e soprattutto riconosciamo che la parola di Dio ha la sovranità sopra ogni cosa. Quindi noi in ubbidienza alla parola di Dio, come fratelli anziani nella Chiesa, noi ti ungiamo d'olio nel nome di Gesù. Sii guarito completamente, che sparisca dalla tua vita ogni attacco del nemico nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, sii completamente libero. Alleluia, c'è guarigione nel sangue di Gesù. C'è liberazione. Francesco, sii guarito nel nome di Gesù, nella tua mente, nel tuo cuore, nei tuoi pensieri, nel tuo fisico, sia completamente liberato per il sangue di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Grazie fratelli. Gloria a Dio. Accomodatevi. Gloria a Gesù. Alleluia. Dio è buono. Amen. Gloria a Gesù. Devo chiamare subito per gli annunci. Chi c'è per gli annunci? Ok, Katia, perché Giulia, sappiamo, vogliamo ricordare anche nelle nostre preghiere Cetti, mi raccomando, perché non ho sentito una preghiera per Cetti, ma ce l'abbiamo nel nostro cuore, ma sicuramente forse ci starà seguendo dall'ospedale, come sapete, è dovuta correre lì. Che il Signore possa portare a compimento, che possiamo vedere la gioia di vederli con questa bambino non sappiamo, fra le braccia qui, che glorificheremo il nome del Signore. Amen. Amen. Pace a tutti. Allora, vi do gli annunci. Il martedì c'è la preghiera nelle famiglie, viene sempre messo sul gruppo il luogo, l'orario e tutto. Il mercoledì l'incontro su Zoom è sospeso per tutto il mese di agosto, così anche il giovedì lo studio biblico è sospeso per il mese di agosto. Il sabato alle ore 18 c'è Ainidiu. Per informazioni sul luogo chiedere a Nino o Carmela, uno dei due. E poi volevo dirvi che il 15 di agosto è Ferragosto e noi ci troveremo qui in chiesa, faremo una grigliata, staremo insieme e viene chiesta una quota di partecipazione di 7 euro a testa per il cibo e tutto quanto. Se però non avete la possibilità, sia per dare la vostra partecipazione che nel caso per dire che non avete la possibilità di pagare, andate da Zio Carlo, penso che tutti lo conoscete, per dare il vostro nominativo e tutto quello che serve. Pace a tutti. Ok. Come di solito noi ogni anno in agosto, che è il periodo più caldo dell'anno, ma quest'anno è iniziato da maggio, il periodo più caldo dell'anno. Ok, quindi abbiamo tenuto sospeso anche perché diversi ne approfittano per andare via, però io vorrei rimanere, come dire, vorrei dare questo consiglio per qualsiasi, durante la settimana, chi si vuole riunire di giovedì, di mercoledì, a martedì abbiamo gli incontri di preghiera, ma qualcuno lo vuole spostare al mercoledì o al giovedì, magari sentitevi liberi di invitare, di stare insieme, cioè chi rimane qui può incontrarsi con chi desidera, ospitare, stare insieme, quindi voglio dire, l'attività spirituale non va in ferie. Tanti a me. L'attività spirituale non va in ferie, quindi possiamo ringraziare il Signore per questo. Bene, mi sembra che non ho altro da aggiungere, da dire, se non mi sbaglio. Questa mattina vorrei che prima che io iniziassi a predicare vorrei pregare un attimo. Perché sapete il titolo del messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore, quando la grazia infrancia i confini. È un po' particolare, siete d'accordo? Poi vedremo di che confini stiamo parlando e vedremo alla luce della parola di Dio. Ci sono certe cose che dopo tanti anni di fede, tanti anni cerchiamo di avere, come dire, una certezza, a volte il Signore ci stupisce
perché Lui è Dio e fa quello che vuole, come vuole e quando vuole. Siete d'accordo con me o no? Non possiamo iscatolare Dio, non possiamo nemmeno dire io so tutto di Dio, perché Dio è Dio. E adesso vedremo insieme qualcosa nella parola di Dio, perché? Perché comunque siamo chiamati ad imparare, ad imparare. E come esempio non c'è nessun personaggio nella parola di Dio di cui noi possiamo imparare che non è la figura di Gesù. Gesù è il perfetto uomo, perfetto Dio, che possiamo imparare da Lui ad avere l'attitudine come l'aveva Lui, quando Lui dice abbiate in voi lo stesso sentimento, dice Paolo, che è stato in Cristo Gesù. Bene, io ne ho visti pochi sentimenti che è in Gesù nella vita di tanti cristiani. Non so voi, ma perfino me stesso, quando mi guardo, vedo ancora quando il Signore deve lavorare nella mia vita. Sapete che noi siamo abituati a dire amen? Se non sei d'accordo non ti preoccupare, non è un problema. Ma io mi vedo nero, io ho bisogno ancora di vedere quanto Dio deve lavorare nella mia vita. Qualcuno ha detto che noi siamo come si dice, lavori in corso. Quando trovate, no, lavori in corso. Quindi abbiamo bisogno di imparare. Allora vorrei un attimino che chinaste il vostro capo. Possiamo chiedere allo Spirito Santo. Padre, riconosco la mia incapacità, riconosco la mia pochezza e quindi riconosco che quando mi accingo a predicare la Tua parola ho bisogno della Tua sapienza, della Tua saggezza, ma soprattutto la guida dello Spirito Santo. Perché non vorrei trasmettere nulla, Signore, di quello che non è nel Tuo volere o secondo la Tua parola. Signore, insegnaci questa mattina. Lo Spirito Santo sia Lui il maestro, l'insegnante, il predicatore questa mattina, che si possa usare di me, della mia lingua, del mio fisico. Signore, che tutti noi quando usciamo da questo luogo possiamo dire siamo stati alla presenza del Signore e abbiamo ascoltato la Sua parola. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio. Giosuè, capitolo 6, leggeremo solo il versetto 25, perché questa mattina abbiamo preso più tempo nella lode e nell'adorazione. Non è bello questo? Ho sentito altre voci questa mattina che non sentivo, non sento da tempo. Che bello quando possiamo pregare insieme. Giosuè, capitolo 6, versetto 25. Gloria a Dio. Avete preso tutti? Ma Rahab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la vita. E lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Gloria a Dio. Ora, se noi leggessimo la parola di Dio alla lettera, come a volte tanti usano fare, cioè leggono e da quello poi da un testo ne fanno un pretesto. Se noi leggessimo qui noi dovremmo dire che è stato Giosuè a salvare la vita a Rahab, perché così leggiamo. Siete d'accordo o no? Almeno così abbiamo letto, che Giosuè dice risparmiò la vita a Rahab. Ma la mia domanda è, ma è stato proprio Giosuè che ha risparmiato la vita a Rahab la prostituta? Chi è stato a risparmiare la vita? Allora, partiamo dal presupposto dove si trovava questa casa. Questa casa si trovava sulle mura. E quando Dio parlò a Giosuè, che cosa gli disse? Che dovevano girare intorno alle mura, poi all'ultimo giorno dovevano gridare più forte, all'ultimo giro, dopo 7 giri, gridare, e quelle mura sarebbero crollate. Ora, quando andarono questi esploratori in casa, che furono accolti,
che poi non è un caso che andarono a casa di Rahab, non è mai un caso che tu ti trovi qui, non è mai un caso che qualcuno è venuto a parlarti del Signore, non è mai un caso che qualcuno, un tuo amico al lavoro, un tuo vicino, qualcuno ti abbia parlato di Gesù. Non è un caso, perché c'è un piano di Dio. C'è un piano di Dio. E allora loro si trovano in questa casa e gli fanno una promessa. E gli dicono: se tu metti una cordicella fuori, vi ricordate la storia? Se non andatela a leggere, metti questa cordicella, che non è altro il sangue di Gesù sulle nostre case, quella cordicella, no? Metti questa cordicella rossa, quando poi verrà quello che accadrà, però guarda che noi usciamo da questo patto, se tu non mantieni questo saremo esenti da questo patto. Io mi immagino quando loro sono tornati da Giosuè, gli hanno detto: abbiamo fatto un patto con questa donna. E Giosuè avrà detto: questo è un problema. Perché dove si trova la casa di questa donna, crollerà tutto. Allora chi è che ha tenuto in vita la vita di questa donna, Rahab, e tutta la famiglia? E allora chi è che ti tiene in vita? E allora chi è che si prende cura di te? E allora io mi immagino quando sono arrivati, perché questa donna è riuscita ad avere questa forza, questa fede? Perché credeva nell'Iddio di Israele. Perché gli ha detto: abbiamo sentito parlare di lui e quindi sicuramente la nazione sarà nelle vostre mani, cioè tutto sarà nelle vostre mani. Dio qui farà giustizia, ma per favore avete pietà di me. Ma non ebbe soltanto pietà di lui, ebbe pietà di tutta la sua famiglia, perché tutti entrarono in quella casa. Io questa mattina ti voglio dire che Dio non ha soltanto pietà di te, ma Dio ha pietà dei tuoi figli, ha pietà di tuo marito, di tua moglie, di tutta la tua generazione. Falli entrare nella casa, falli entrare sopra la roccia che è Gesù Cristo il Signore. E non ti preoccupare, Lui sa come fare, Lui sa come rispondere. Sapete, la scrittura abbiamo letto che Rahab abitò in mezzo ad Israele, cioè dopo che successe tutto quello che è successo, tutto quello che è venuto, Rahab non se n'è andata, è abitato in mezzo al popolo di Dio. Ed è importante quando Dio si presenta a noi, si fa conoscere da noi, che noi viviamo in mezzo al popolo di Dio, che stiamo in mezzo al popolo di Dio, perché è qui dove noi riceviamo le benedizioni di Dio. È importante la comunione fraterna, è importante stare insieme, è importante cercare i doni di Dio in mezzo alla Chiesa del Signore. Ma io con Dio sto a posto, sai? È la Chiesa che non mi piace, ma io con Dio sto a posto. Ma la Chiesa non mi... Specialmente quel pastore là non lo sopporto proprio, guarda, è una roba proprio non... Io penso che hai un problema con Dio, perché la Chiesa perfetta non esiste. La prostituta, ma perché il Signore ci dice che non poteva risparmiarselo? Di dire che era una donna di poco valore, era una donna, no, perché ci dice Rahab la prostituta? Perché ci vuole mettere in evidenza che lei era una prostituta? No, perché il Signore vuol farci capire che davanti a Lui non esiste nessun tipo di peccato. Non c'è peccato, non c'è classificazione, noi classifichiamo i peccati, Dio non li classifica. Per Dio il peccato è peccato. E non li classifica, perché i bugiardi non erediteranno il regno dei cieli. E io vi sfido a vedere quante persone non avete conosciuto che non sono bugiardi. Non erediteranno il regno dei cieli. Sai, ma quello ha ucciso, quello ha fatto, quell'altro così. Il sangue di Gesù è potente da perdonarci da ogni macchia di peccato, dice la Bibbia. Ogni macchia di peccato. Sapete, Rahab si sposò, pensate, una prostituta. Chi sposerebbe una prostituta? Rahab si sposò con Salmon.
Ora questo Salmon, sapete cosa significa? A me piace andare a scoprire le cose della Bibbia. Salmon, sapete cosa significa? Perché lei rimase in mezzo al popolo di Dio. Una volta che è rimasta in mezzo al popolo di Dio, non fai più la prostituta, perché Dio ti ha salvato, perché la tua vecchia vita non ti appartiene più, perché prima eravate tali, ma oggi non lo siete più, dice Paolo, no? Quindi io vivo in mezzo al popolo di Dio, ero un ladro, non lo sono più, ero un tossico, non lo sono più, ero questo, non lo faccio più. Vivevo una vita lontano da Dio, oggi vivo una vita completamente diversa, perché il sangue di Gesù mi ha purificato, mi ha lavato, mi ha riscattato, mi ha fatto un suo figliuolo, una sua figliuola. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me e siamo sempre lì. Sposa Salmon. Salmon significa, ascoltate, Salmon significa vestito, manto o copertura. Pensate, si sposa una prostituta e il nome di quest'uomo si chiama vestito. Copertura significa vestito. Vi dice niente questo? Vi dice qualcosa? Vi dice Isaia 61,10 cosa dice? Isaia 61 dice 10: io mi rallegrerò grandemente nel Signore e l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli, è stata rivestita della grazia di Dio. Metti il titolo. Quando la grazia infrancia i confini, non era del popolo di Dio, era una prostituta. Ha rotto i confini, è andato oltre. Ma adesso vi faccio vedere ancora qualcosa di più forte. Qualcosa ancora di più forte. Da questo matrimonio tra lei e Salmon nasce c'è Boaz. Boaz, sapete chi era? Sì, è l'antenato di Davide. Boaz. Ora Boaz fa una cosa fuori da ogni logica. Chi si prende in moglie Boaz? Chi? Ruth. E questo è un problema serio. Questo è un problema serio. Sapete perché è un problema serio? Quando lei era vedova, era rimasta vedova, quindi si sarebbe potuto sposare, non è divorziata. Biblicamente si sarebbe potuto sposare. Ma il problema era che c'era una legge di Dio. La Bibbia, mi seguite? Non era ancora il Nuovo Testamento, ma l'Antico Testamento, c'era la Torah e bisognava rispettarla. Quando lui dice io mi prendo per moglie Ruth, e gli dicono ma guarda che tu non lo puoi fare. Perché non lo posso fare? E te lo dico io perché non lo puoi fare. Perché in Deuteronomio 23,3 è scritto questo. Cosa è scritto? L'ammonito è il Moabito non entreranno nell'assemblea del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure la 10ª generazione entrerà nell'assemblea del Signore. Ora ditemi, Ruth cos'era? Guarda che questo è un problema serio, non lo dico io, lo dice la Torah. Mi state seguendo? Sì. E allora rimetti il titolo. Quando la grazia infrange i confini.
come la mettiamo? Pastore, e come la metti questa? Quando ti trovi davanti alla parola di Dio che afferma e che dice una cosa, come la metti? Sapete cosa ho pensato? Solo chi ha sperimentato la grazia di Dio può comprendere l'amore di Dio. Solo chi ha sperimentato la grazia di Dio può comprendere la grazia di Dio. Voglio ricordarvi che Giovanni ci dice, se non mi sbaglio, capitolo 1, versetto 17, qualcosa del genere, l'avevo anche scritto, se non mi sbaglio, l'avevo scritto qui, che Giovanni ci dice che la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo. La grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Ruth disse, cioè vorrei questa mattina che la predicazione del messaggio non venisse fraintesa, perché è molto importante. Perché è avvenuto questo su Ruth? Perché lei è entrata come Moabita, è entrata nel popolo di Dio? Perché? Perché Ruth ha fatto una decisione nella sua vita. Quando sua suocera disse, vattene anche tu, perché l'altra nuora se n'era andata, vai via anche tu. Ruth cosa disse? Quello che noi troviamo sui matrimoni. Sui matrimoni troviamo questo versetto, tutti quanti lo citano sul matrimonio, no? Il tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu andrai io andrò. Cioè lei lì sta facendo un'affermazione di una confessione e di una, come la devo usare? Di un'autentica conversione spirituale dicendo sì, io sono, lo ero, però io voglio dirti che la tua vita, cara suocera Noemi, mi ha parlato di Dio. La tua vita, io ho visto in te Dio, io ho visto l'opera di Dio nella tua vita. Allora io oggi ti dico che il tuo Dio sarà il mio Dio. Allora ecco che la grazia passa oltre quel messaggio che era, perché la grazia di Dio oggi non c'è nessuno. Sapete, quando Pietro si è trovato a casa di Cornelio, lui si è dovuto difendere dai fratelli, perché ha detto tu sei andato in una casa dei gentili. Un ebreo non poteva entrare in una casa, un giudeo, un ebreo non poteva entrare in una casa di gentili, ma stiamo scherzando? Dice tu sei andato lì a casa loro, lui si è dovuto difendere, però guardate questa affermazione meravigliosa che lui fa. Atti capitolo 10, 34-35. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Cioè, capite, mentre lui stava parlando, lo Spirito Santo scende, lui sta parlando di Gesù, lo Spirito Santo scende e li riempie a Cornelio, un centurione romano. Scende e cambia la sua vita, inizia a lodare il Signore, lui rimane sbalordito e dice, allora Pietro cominciando a parlare disse in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente è gradito da Dio. Non c'è più né giudeo né greco, non ci sono nessun tipo, né lingue né tribù. Giovanni quando è stato rapito in cielo ha visto davanti al trono di Dio, c'erano di tutte le lingue, di tutte le razze, di ogni popolo, di ogni tribù, di ogni nazione. Davanti a Dio, quando la grazia
infrange i confini. Quando la grazia di Dio supera ogni cosa, quando la grazia, fratelli, siamo noi che fermiamo la grazia di Dio. Dobbiamo fare molta attenzione, specialmente noi che abbiamo autorità, che siamo pastori, che siamo anziani, dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo stare attenti alla voce di Dio. Sapete, questa mattina leggevo, ho detto a mia moglie, guarda Lisa, ho letto sto versetto, ma tu comprendi che io ogni volta vado a leggere la scrittura, da quanti anni adesso io leggo la Bibbia, da quanti anni la studio, da quanti anni conosco il Signore, sono nato nella fede, cresciuto nella fede, adesso ho 67 anni, quindi quanti anni? Sono, che ne so, da quando avevo 5 anni ho iniziato a leggere, a 6 anni già recitavo tanti salmi a memoria, ma è possibile che ci sono cose che dico, ma caspita, non me ne sono mai accorto? Ma grazie a Dio. Ecco perché dicevo, io ho tanto bisogno ancora di imparare. Cosa ho letto? Leggevo Geremia, al capitolo 17, se non mi sbaglio, 15, non mi ricordo nemmeno. Ti ricordi, Lisa, cosa ti ho detto? No. Beh, tu stavi appena facendo colazione, stiamo ancora tra il coma. Beh, dove parla della casa del vasaio. Geremia cos'era? 15 o 17? Non mi ricordo nemmeno. Vediamo, mi sembra che sia Geremia 18, ecco, uno in più. Geremia 18, se non mi sbaglio è il versetto 4. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Udite, udite. Udite, udite. Così egli ne fece da capo un altro vaso, come parve bene al vasaio. Ma il vaso che stava facendo l'argillo si guastò nelle mani del vasaio, così ne fece un altro vaso come parve bene al vasaio. Ho letto che dice che si guastò come di solito era uso fare, cioè si guastò. Questo cosa significa? Che siamo d'argilla e che quando il Signore ci sta lavorando è uso, è normale, è abituale che ci guastiamo. E Dio deve riprenderci di nuovo e deve impastarci di nuovo. Avete mai visto quando si impasta l'argilla? Siete mai stati a vedere? Sapete come fanno? Sì? Avete visto? Prendono il coso dell'argilla, boom, e lo sbattano. Perché deve uscire l'aria, si deve rompere qualcosa dentro. Quante volte il Signore ti prende e ti butta a terra? Boom! Perché qualcosa si deve rompere in te. Boom. E poi inizia a impastare di nuovo. E Lui vuole farti secondo il suo modello, non il modello della Chiesa, non il modello del pastore, non il modello della denominazione, non il modello, ma secondo il suo modello. Ognuno di noi, Dio ci crea come Lui vuole e ci usa come Lui vuole nell'opera sua, come Lui desidera. Ruth, capitolo 1, versetto 16, dice: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò, e il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Questo è quello che ha fatto rompere i confini, questo è quello che ha fatto sì che quest'uomo, poi quest'uomo, fra le altre cose, non ha ascoltato quello che gli hanno detto. Quest'uomo aveva un'esperienza nella sua vita, nella sua casa, nella sua famiglia, perché sua mamma era una prostituta ed era anche popolo del Dio e Dio l'ha risparmiata. Quindi se tu hai esperienza nella tua vita di come Dio ti ha salvato, come Dio ha guarito la tua famiglia, come Dio si è preso cura e come Dio ha risposto a delle situazioni, e allora tu del tuo Dio sai chi è e non hai bisogno che nessuno ti venga a insegnare chi è il tuo Dio, perché io so chi è il mio Dio, perché io so quello che ha fatto nella mia casa, so quello che ha fatto nella mia famiglia,
So che chi aveva rigettato qualcuno nella mia casa, nella mia famiglia, che non lo potevano vedere, e invece il Signore è venuto e l'ho amato. Domenica scorsa vi ricordate di chi ho parlato? Fra gli altri ho parlato di Melfiboset. Dio non si era dimenticato di Melfiboset. I re della terra si erano dimenticati, ma lui no, non si era dimenticato. E quindi usa il cuore di Davide per dire: vallo a prendere e dagli quello che lui ha bisogno di avere. Mosè. Abbiamo detto che la legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia, Giovanni 1,17 dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Giovanni 1,17. Mosè disse al Signore: Signore, fammi vedere la tua gloria. Vi ricordate? E vi ricordate che cosa è successo quando Dio gli ha detto: tu non puoi vedermi e vivere, che se tu mi vedi muori, ma io passerò davanti a te, metterò la mia mano. Tu rifugiati nella roccia, che è Cristo Gesù il Signore. Se noi vogliamo vedere Dio, dobbiamo rifugiarci nella roccia, su Gesù, e lo vediamo Dio. E gli dice, Esodo 34, 6, 7, il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla 1000ª generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dai padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla 3ª e alla 4ª generazione. Signore, fammi vedere la tua gloria. Vuoi vedere la mia gloria? La mia gloria sai cos'è? Misericordia. La mia gloria è misericordia, la mia gloria è pietoso, sono lento all'ira, sono ricco in fedeltà. Questa è la mia gloria. E poi gli dice questo in Esodo 33, versetto 19. Guardate cosa dice il Signore. E questo è un verso che 1000 volte, se non 1000 volte, ancora di più, me lo sono sempre conservato dentro di me, perché ci sono alcune cose che non so darmi una spiegazione. Non so voi, non so i fratelli più anziani di questa Chiesa, a volte ho parlato anche con altri pastori più anziani di me nella fede, ma davanti a questo verso che dice: il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamano il nome del Signore davanti a te. Farò grazia? Leggetelo per favore. Farò grazia a chi vorrò. E allora? Dio è Dio. Dio fa grazia. Dio fa grazia. Ma Signore, a me è possibile che io ti ho servito per tanti anni, questo è stato un delinquente, ha fatto una strage, ucciso, alla fine dei suoi giorni ha confessato il suo peccato, ha detto: io sono un peccatore, Signore lavami, il sangue di Gesù sulla mia vita. Cioè lui merita di andare in cielo? Io farò grazia a chi vorrò fare grazia. Avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Dio è Dio. Ma allora alla fine di questo messaggio che cosa mi vuoi dire? Voglio dirti di fare attenzione, facciamo attenzione a metterci su un piedistallo, a vederci più santi degli altri, o a vedere magari gli altri sotto un'ottica
che non c'è dovuto, perché spesso noi usiamo la Bibbia come un codice di diritto penale. Però sapete cosa facciamo più delle volte? La legge per gli altri, ma la grazia per me. Sì. Io so una cosa, che il Signore ha avuto pietà di me e continua a averla ancora oggi, anche nei miei pensieri, nelle mie cose. A volte dico, Signore, ma perché? Signore, fammi capire questa cosa. Signore, come mai? E il Signore non mi prende e mi dice, ma è possibile che dopo tanti anni tu non hai ancora capito niente, non hai ancora compreso niente, ma è possibile che io ho mandato mio figlio sulla terra, perché l'Apostolo Pietro dice, noi abbiamo veduto la gloria di Dio, l'abbiamo vista, abbiamo visto la gloria del Padre, è venuto qui su questa terra, è abitato in mezzo a noi per un tempo, cioè noi abbiamo visto in Gesù, abbiamo visto la gloria di Dio. Se noi non vediamo la gloria di Dio nella nostra vita, non la possiamo vedere neanche negli altri. Non la vedremo negli altri. Se noi non ci rendiamo conto di quanto Dio ha fatto in noi, vi ricordate Gesù cosa disse ai Suoi? Prima di guardare la trave che c'è nell'occhio, il fruscello che c'è nell'occhio di tuo fratello, ma guarda la trave che c'è nel tuo occhio. Che poi non ho mai capito uno come fa con la trave nell'occhio a guardare il lucciare nell'occhio. Io se ho qualcosa a volte nell'occhio non riesco a vedere, anche una minima cosa mi dà fastidio, faccio fatica. Ma se hai una trave vuol dire che è qualcosa di grosso. Io questa mattina voglio parlarti della misericordia di Dio, voglio parlarti della grazia di Dio, voglio parlarti che il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Voglio dirti che quando la grazia infrancia i confini, sono i confini che noi mettiamo, ma non sono i confini di Dio. Non sono i confini di Dio. Io ho potuto vedere uomini criminali, persone che hanno tolto la vita, hanno ucciso, si sono convertiti, hanno chiesto perdono al Signore, peccatori, gente che vendeva la droga, che spacciava, che vendeva armi, si sono convertiti. Dio li ha chiamato, non posso mai dimenticare quell'articolo sul giornale di Napoli, una mattina uscì da rapinatore a predicatore. Andava a rapinare le banche, predicatore. Quando sono stato a predicare lì ai quartieri spagnoli, che è una zona molto particolare di Napoli, che se sale a una certa ora non sai se scendi più da lassù, ma sono stato in una ex bisca clandestina a predicare, dove questa persona, che lo chiamavano il cric umano, perché ti alzava con la sua forza, ti alzava, ti spaccava le orecchie qua, perché era una roba incredibile. Io lo vedevo là piangere davanti al Signore e chiedere perdono al Signore per la sua vita, di come Dio l'ha cambiato e l'ha trasformato, e lì è diventata un luogo dove si adora e si glorifica il nome del Signore, perché dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. A volte noi freniamo la grazia di Dio, a volte mettiamo, fratelli, tutto quello che Dio vuole da qualsiasi uomo sulla faccia della terra è che possa confessare il suo peccato davanti a Dio, che possa non dare colpa all'altro, non dire io ho fatto questo per mezzo Dio, è stato quello, è stato quest'altro, continuare a scolparsi, ma andare davanti a Dio. Ma perché Davide è l'uomo secondo il cuore di Dio? Perché Davide diceva io ho peccato, io sono venuto meno, Signore, non prendertelo con il popolo, prenditelo con me, sono stato io, ed era il re di Israele. Quando lui dice io sono un ulivo verdeggiante davanti al trono di Dio, vi ricordate il messaggio che ho mandato in settimana? No, lui dice, prima in quel versetto legge e dice, ma quelli che arricchiscono, quelli che crescono, perché mettono la loro fiducia nelle ricchezze di questa vita, nelle cose di questa vita. Ma io, dice, io sono un ulivo verdeggiante davanti a Dio. Era il re di Israele, non parla delle sue ricchezze, ma io ho. Lui dice, io sono un ulivo nel piano di Dio. Davide sapeva riconoscere chi era. Sapeva che per la grazia di Dio lui era quello che era.
e quindi sapeva andare davanti a Dio. È quello che Dio vuole, è quello che il Signore ci chiama, soprattutto a non entrare in giudizio. Noi dobbiamo predicare la parola, poi lasciare a Dio che compunge di cuore. Naomi ha predicato alla sua nuora con la sua vita, che lei alla fine ha detto: dove tu andrai io andrò, il tuo Dio sarà il mio Dio. Rahab la prostituta, una donna che era completamente esclusa, non avrebbe mai potuto sposare, e invece trova un uomo benestante, perché vi ricordate com'è successo, no? Lei andava a raccogliere le spighe che rimanevano lì, se la prende per moglie, perché quando Dio ti cambia ti trasforma. A Lodi, se vi ricordate, poco tempo fa c'è stato un pastore che ha sposato una ragazza che veniva dalla strada. Era una delle prostitute. È stato un matrimonio bellissimo, l'ha sposato Gennaro Chiocca. Questa donna magari non avrebbe mai potuto pensare: io che sono stati con tanti uomini, chi mi prende più? Gesù doveva passare per quel luogo. Vi ricordate qual era il luogo? Dice, lui doveva passare per quel luogo e si è fermato. E gli altri hanno detto: noi andiamo a comprare da mangiare. Gesù dice: io un cibo che voi non sapete qual è. Il mio cibo è quello di fare la volontà del Padre mio. E aspetto la Samaritana, una donna che ha avuto 5 mariti e la sta aspettando. Io credo che ancora oggi il Signore sta aspettando a tanti e sta dicendo alla sua Chiesa: io vorrei che tu potessi guardare le cose come le vedo io. Io vorrei che tu potessi avere il mio cuore, potessi avere quella sensibilità spirituale, potresti aspettare i miei momenti, i miei tempi. Questo non significa scendere con il compromesso. E questa è una battaglia, una guerra dentro di noi, perché a volte pensi di andare contro la volontà, sto facendo qualcosa che va contro la volontà di Dio. Signore, aiutami ad avere l'orecchio attento alla voce dello Spirito Santo. Io posso dirvi una cosa, che con qualcuno sarei dovuto intervenire e gli avrei dovuto dire: quello che stai facendo, guarda che va fuori dalla parola di Dio. Ma lo Spirito Santo me l'ha vietato di fare, ho aspettato. E ho visto un frutto meraviglioso, perché Dio aveva i suoi tempi. Quello che non abbiamo noi. Noi non abbiamo i tempi. Io non avrei mai immaginato che mio fratello, disc jockey, si tingeva i capelli biondi, prendeva in giro mio padre quando parlava del Signore, se ne andava di casa, è una roba incredibile. Non avrei mai immaginato che il Signore lo salvasse. L'ultimo, avrei detto, lui è l'ultimo proprio che il Signore lo salva. Invece lo ha salvato. E sono nati dai suoi figli, che già aveva i figli, si sono convertiti, si sono sposati con credenti, ho i nipoti che sono nella fede, hanno avuto figli e nipoti e stanno crescendo i pronipoti nella fede. Perché egli usa benignità fino alla 1000ª generazione. Alziamoci in piedi. Spirito Santo, continua tu a parlare ai cuori, continua a lavorare in questo messaggio. Signore, noi non vogliamo piacere agli uomini, noi vogliamo piacere a te, perché noi serviamo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Noi vogliamo avere nel nostro cuore lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, che ha rotto i confini, con la sua grazia ha rotto ogni cosa, è andato oltre e ci ha mostrato la gloria del Padre, l'amore del Padre. Signore, ti prego affinché ognuno di noi possa essere un suo discepolo di Cristo Gesù.
Signore, aiutaci ad avere più conoscenza della Tua parola. Aiutaci e fa che possiamo imparare a stare ai Tuoi piedi per ricevere l'unzione che oggi serve nella Tua Chiesa, in mezzo a un mondo che non Ti conosce. Signore, fa che nessuno di noi si possa mettere ad un livello più alto in un giudizio, ma che possiamo riconoscere la grazia Tua sulle nostre vite, che abbiamo ricevuto grazia su grazia e che possiamo, come ci dice l'Apostolo Paolo, crescere nella grazia, capirla sempre di più, comprendere sempre di più. Signore, insegnaci, fa che il nostro cuore sia lavato e purificato dal prezioso sangue di Gesù. Grazie per questo culto. Grazie, Signore, per quello che questa mattina hai voluto dire ad ognuno di noi. Se qualcuno in mezzo a noi o chi ci sta ascoltando si sentiva condannato anche da qualcuno che lo ha precluso, ha chiuso la grazia nei suoi confronti, Signore, grazie perché la Tua mano non si è accorciata. Il Tuo amore va al di là. E quindi questa mattina che lo Spirito Santo possa continuare a parlare al suo cuore e che possa sentire il Tuo amore. Attiralo a Te, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica.